cerca di strangolarla, ha applicato il braccialetto elettronico a un 37enne. Con il 2026 arriva anche il cantiere per la nuova facciata del Tempio Ossario. Primo giorno di saldi, tanti bassanesi a caccia di occasioni ma senza rinunciare alla prudenza. Hackerano il profilo Instagram del sindaco Nicola Finco e lo spacciano per un promotore finanziario. La consigliera regionale Morena Martini sul progetto del ministro Nordio, sì al Tribunale della Pedemontana. La nuova proposta del presidente Stefani, un assistente per fragili e anziani nelle case popolari. Cassola, installate 5 nuove telecamere nelle zone più sensibili per prevenire la piaga dei furti. Il nuovo regolamento ETRA, gli utenti potranno conferire i rifiuti in qualsiasi ecopiazzola. Finisce 4-1 il match di questo pomeriggio del Cittadella contro la Virtus Verona. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano, cronaca nera in apertura. Aggredisce la compagna, l'ex compagna, sfondando la porta di casa e tentando di strangolarla. È stato applicato il braccialetto elettronico a un 37enne. Violenza domestica a Cassola, scatta il braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna dopo che lei, al culmine di una lite, era riuscita a farlo uscire di casa. Non accettando la situazione, l'uomo ha forzato e scardinato la porta d'ingresso e una volta dentro si è scagliato con furia contro la donna, 47 anni del posto, tentando di strangolarla e puntandole al volto la punta della chiave della macchina. La vittima è però riuscita ad allertare il 112. I carabinieri, una volta sul posto, hanno accertato la criticità della situazione, vedendo i chiari lividi sul collo dell'aggredita, oltre ai danni provocati dal soggetto, visibilmente alterato, probabilmente anche sotto l'effetto di alcol. Hanno quindi proceduto all'allontanamento urgente dall'abitazione, provvedimento convalidato dal GIP di Vicenza che, constatata la pericolosità dell'individuo indagato per lesioni personali aggravate, ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, oltre all'allontanamento, dicevamo, dalla casa familiare, ha emesso nei suoi confronti anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Piromani in azione la scorsa notte a Onea di Fonte, colpite 2 auto in via Golli. Le telecamere della zona hanno immortalato 2 uomini che hanno cosparso di liquido infiammabile una BMW X5 con le fiamme, che hanno distrutto anche un'auto posteggiata a fianco, una Skoda Fabia e un Attigue, ricovero attrezzi. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra dal distaccamento di Castelfranco Veneto e 2 dei volontari di Asolo. L'intervento di messa in sicurezza dei mezzi è proseguito per alcune ore e si è concluso intorno alle 2:40, quando entrambi i veicoli sono stati recuperati e rimossi. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asolo. Sempre a Onea si era verificato a metà dicembre un principio di incendio ad un barbershop del centro. In quel caso, come anche pare in questo, gli accertamenti avevano portato ad accertare che le fiamme fossero di matrice dolosa. E adesso invece andiamo a Bassano del Grappa. La presidenza del Consiglio dei Ministri darà il via entro pochi giorni ai lavori di restauro e messa in sicurezza della facciata del Tempio Ossario. L'anno nuovo porta notizie importanti per Bassano del Grappa, non solo per Bassano. Finalmente è ufficiale, partiranno fra pochi giorni i lavori alla facciata del Tempio Ossario. Se ne sta occupando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha messo sul piatto 400.000 euro per questa operazione, finalmente tanto attesa da anni e non solo, perché sono passati quasi decenni da quando si è iniziato a parlare di questi lavori. I bassanesi sono contenti, i turisti, le persone che amano la storia sono contente. Ci vorrà qualche tempo, poi si passerà anche all'interno del Tempio Ossario, ma sono tutte cose che racconteremo nei nostri telegiornali. A essere contenti di tutto questo ci sono anche gli alpini della sezione Montegrappa, che da bravi custodi della memoria sanno cosa vuol dire avere in casa una cosa come il Tempio Ossario, vero Presidente? Benissimo, intanto auguri di buon anno a tutti i telespettatori. Vuol dire fare memoria ogni giorno, basta volgere lo sguardo e capire che qui si è fatta la storia, la nostra storia, la storia di un paese, di cui noi dobbiamo essere tutti custodi, ognuno per la propria parte, ognuno con le proprie competenze e soprattutto con il proprio cuore, perché ci bisogna sempre mettere il cuore in queste cose. Accogliamo veramente con piacere questa notizia, finalmente. Presidente, alpini
portatori di pace, alpini custodi della pace. A volte però basterebbe girarsi per vedere cosa c'è all'interno di questo tempio ossario per ragionare diversamente sulla pace ai giorni nostri. Sì, perché se vogliamo leggere la pagina di storia che questi hanno scritto con la propria vita, con il proprio sangue, forse la smetteremo di pensare che si possa risolvere i problemi del mondo con i cannoni, con i fucili. È vero anche che purtroppo bisogna essere preparati, bisogna essere attenti alle cose che succedono attorno a noi, però ancora una volta di più volgiamo lo sguardo a cosa raccontano questi ragazzi qua e forse capiremo qualcosa di più. Noi volgiamo lo sguardo dal Tempio Ossario al Monte Grappa, alle montagne attorno a Bassano, che sono state testimoni di fatti che si vorrebbero a volte dimenticare, ma che bisogna ricordare. Ricordiamo che cominceranno i lavori fra poco, noi li racconteremo come sempre nel nostro telegiornale. Cominciano oggi i saldi invernali e a Bassano del Grappa già questa mattina le strade erano piene di gente a caccia di occasioni. Che i saldi abbiano inizio. Con l'anno nuovo partono anche i tanto attesi ribassi nei negozi e per molti è arrivato il momento giusto per approfittarne. Io sì, purtroppo. Sì, qualcosina se trovo sì, se trovo. Magari sì, perché no, magari anche per fare degli ultimi regalini o per concedersi qualche sfizio. Andiamo a sensazione quando vediamo qualcosa che ci piace. Qualcosina la troviamo sempre noi, però giustamente insomma, visto che abbiamo già fatto tutti i regali di Natale, adesso ci accontentiamo per noi e ci facciamo un giro. Ecco, ci sono anche i saldi, quindi è anche meglio. E certo, ne approfittiamo. Veniamo da Rovereto, in provincia di Trento, per fare un po' di acquisti, per vedere un po' di negozi qua, abbiamo trovato anche il mercato, quindi tutto bene, ci stiamo divertendo. Ormai siamo agli sgoccioli, li abbiamo già spesi per le feste, però c'è sempre qualche taschina nascosta. Adesso stiamo facendo un giro e speriamo di trovare delle cose belle e a poco prezzo. Ma c'è anche chi invece di acquisti post feste non ne può più. No, gli armadi pieni, basta così. Non ci sono più soldi. Brava. Abbiamo preso un sacco di regali a Natale, siamo a posto. Penso che gli acquisti li abbiamo già fatti. Il saldo serve solo per l'occasione, ma è una cosa in più. Però gli acquisti importanti li fai prima dei saldi. Tra le vetrine del centro c'è fermento. Qualcuno sa già cosa comprare e quanto spendere, altri si lasciano ispirare. Ho comprato un pigiama, in realtà oggi ho comprato un pigiama etnico, mi piace molto e poi vedo. Magliettine intimissimi, cose così versatili da portare sempre, sì, qualcosa di semplice. Sorpresa, tutto sorpresa. Stiamo cercando un cappotto, lo sto cercando insomma dall'altro inverno, vediamo se troviamo qualcosa per i negozi. Mi lascerò ispirare, comunque ci sono sempre cose carine da comprare. Un budget? 120 euro, anche 150, perché no? Poi per i regali non c'è mai abbastanza budget. Il tutto però non senza attenzione a qualità, prezzi e reale convenienza. E controllate bene però il prezzo prima. Esatto. E se ne vale la pena, è scontrino e anche che si possa ricambiare. Se avete ricevuto un messaggio strano dal sindaco di Bassano, Nicola Finco, attenzione, non è lui, ma gli hanno hackerato il profilo. Ho avuto diverse segnalazioni da parte di alcune persone che mi seguono sui social, in quanto hanno ricevuto da un mio profilo fake dei messaggi dove proponevo degli investimenti finanziari e quant'altro, e quindi come mi hanno segnalato la cosa ho subito segnalato all'amministratore del sistema, e quindi speriamo insomma che il problema sia risolto, in quanto mi dicono che questo profilo è sparito e che non si ripeta più. Il sindaco di Bassano del Grappa non è diventato un promotore finanziario. A chiarirlo è lo stesso Nicola Finco. Il suo profilo Instagram è stato hackerato e qualcuno si è spacciato per lui. E così diversi follower hanno ricevuto questo messaggio sospetto. Ciao, di recente ho aperto un gruppo di scambio di investimenti su WhatsApp. Condividiamo quotidianamente esperienze di investimento e tendenze di mercato all'interno del gruppo, attualmente gratuito. Vuoi unirti a noi?
Attenzione, il messaggio non proviene davvero dal sindaco, ma da malviventi che in qualche modo sono riusciti a impossessarsi dei dati di accesso del suo profilo social. Non solo, successivamente hanno creato un altro profilo, chiaramente falso, a nome del sindaco e identico a quello istituzionale, stessa foto profilo e descrizione, continuando a inviare questi messaggi. Sono già state avviate tutte le procedure necessarie per ripristinare l'account e bloccare la truffa. La consigliera regionale Morena Martini ieri nella puntata di Focus si è espressa a favore del progetto del ministro Nordio, sì al Tribunale della Pedemontana. Si potrebbe chiamarla la guerra dei tribunali, se effettivamente i tribunali in guerra fossero due. Ma siccome quello di Bassano è ancora per strada e quello di Vicenza è al centro di un arroccamento da parte di avvocati e categorie, al massimo possiamo parlare di cannonate beriche, il percorso che dovrebbe portare alla nascita del Tribunale della Pedemontana. E alle cannonate risponde, passateci l'analogia, l'artiglieria da montagna di Morena Martini, ospite di una infuocata puntata di Focus. Noi siamo tranquilli e sereni, il bassanese anche allargato, questa pedemontana allargata. Ma perché non veniamo rispettati? Noi non porteremo via niente, l'abbiamo detto, non vogliamo fare la guerra a nessuno. L'ha detto l'avvocato Mauro, sono gli altri che continuano a fare la guerra a noi. Non porteremo via giudici da Vicenza, non porteremo via giudici da Treviso. Anzi, dovrebbero essere contenti Vicenza e Treviso, perché avranno meno cause. L'ex sindaco di Rossano Veneto, ora consigliera regionale, parte da lontano nella sua calorosa difesa del progetto bassanese e cita pure le prospettive, poi azzoppate, di Bassano e del suo territorio come ottava provincia del Veneto. Vorrei ricordare che il bassanese è il cuore dell'economia vicentina e non ci hanno fatto fare la provincia di Bassano, Tempori Bussilli, proprio perché avremmo portato via una fetta economica enorme a madre Vicenza. Chiude con i fuochi d'artificio Morena Martini e con un invito ai vicentini. Sentite. Vicenza non dovrebbe sentirsi la Cenerentola della sua provincia, sono due città importanti, Vicenza che è città capoluogo e purtroppo sono da bassanese, mi permetta, resterà città capoluogo perché non ci hanno fatto diventare provincia, ma Bassano è l'ottava città del Veneto, vogliamo dircelo, e ha una dignità e basta metterci l'uno contro l'altro. Vicentini, state pur sereni e fateci vivere la nostra vita da vicentini bassanesi. Parliamo ancora di politica e di una proposta del governatore Stefani. Vuole introdurre la nuova figura di assistente nelle case popolari per aiutare anziani soli e fragili. Alberto Stefani nel 2026 vuole portare negli edifici di edilizia popolare una figura stabile di assistente di comunità per aiutare gli anziani soli e i residenti fragili. Non sarebbe un infermiere o un operatore sanitario, ma qualcuno nei condomini o nei quartieri che aiuti nei piccoli problemi, che faccia rete, che intercetti situazioni di disagio. Il modello è quello giapponese o dei paesi scandinavi. Un progetto, spiega Stefani, che vuole ridurre solitudine e marginalità. Stefani parla di un welfare di prossimità per rafforzare la collaborazione tra comuni, ULSS e mondo del volontariato. Si creerà un albo di queste nuove figure e conferma che sono già 57 i comuni interessati alla nuova professionalità. Un'idea che sul piano sociale piace e intercetta un bisogno reale. In Veneto crescono gli anziani che vivono soli, spesso in alloggi popolari con fragilità che non sono solo sanitarie ma relazionali. Ma il progetto apre anche alcuni interrogativi. Il primo riguarda le risorse. Chi pagherà questi assistenti? Le famiglie? E se non hanno possibilità, con che contratti? E come il progetto verrà mantenuto nel tempo? Altro nodo, la formazione e le responsabilità. Se l'assistente dovrà anche monitorare situazioni di fragilità, sarà necessario definire ruoli, limiti e tutela professionale per evitare di creare una figura a tuttofare senza strumenti adeguati. I pericoli sono evidenti quando si gestiscono masse di informazioni delicate. Stefani disegna una regione che punta su domiciliarità e prevenzione. Decisivo il confronto con comuni, ATER e ULSS per definire modalità operative e tempi di avvio.
Torniamo a Cassola, dove sta andando bene il servizio antirapina e in attesa delle nuove telecamere contro i furti il sindaco Stangerlin invita i cittadini a denunciare sempre. Arginare i furti in abitazione che negli ultimi mesi hanno messo in ginocchio l'intero territorio, ma anche in generale gli episodi di criminalità. A Cassola arrivano nuove telecamere per intensificare il controllo tra capoluogo e frazioni, una guardia che deve essere tenuta sempre alta, sottolinea il sindaco Stangerlin. Abbiamo pensato di potenziare, come avevamo promesso, la copertura con la videosorveglianza. Andremo a posizionare nuove videocamere nelle rotatorie che non avevano la copertura con la videosorveglianza. Verrà poi posizionata anche una telecamera all'altezza di Viale San Giuseppe, in un punto dove effettivamente sono stati segnalati con frequenza considerevole anche furti, e quindi stiamo portando avanti anche questo tema che va a completare l'insieme di misure che stiamo mettendo in opera per contrastare il fenomeno sia dei furti sia anche dei vandalismi. E se al di là delle nuove telecamere l'avvio del servizio antirapina ha ottenuto buoni risultati, è ancora il primo cittadino che lancia un monito ai residenti. Resta comunque il fatto, e io l'ho reso pubblico anche alla cittadinanza quando ci siamo trovati per il controllo di vicinato, che ai carabinieri e alle forze dell'ordine risulta che nel nostro territorio siano state segnalati meno furti rispetto all'anno precedente. Quindi anche qua si tratta di capire se le denunce rispecchiano la situazione reale oppure no. Se non la rispecchiano, allora, come al solito, invito le persone a denunciare. L'anno nuovo ha portato importanti novità anche per la raccolta rifiuti nel bacino gestito da Etra. Con il 2026 cambia il volto della raccolta rifiuti nel territorio gestito da Etra. È entrato infatti in vigore il servizio di piena circolarità dei sistemi di conferimento. Le ecopiazzole, 27 in totale, sono aperte 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e non sono più ad uso esclusivo dei residenti del comune in cui sono installate. Tutti gli utenti in possesso di ecotessera potranno utilizzare qualsiasi struttura presente per depositare carta, cartone, imballaggi in plastica, metalli, vetro, secco residuo. Lo stesso sistema era già in vigore da alcuni mesi per i 32 ex ecocentri, i centri di raccolta per quei rifiuti che per dimensioni o tipologia non possono essere gettati nei contenitori domiciliari o stradali. Tutti gli utenti potranno quindi, in base ai propri spostamenti, utilizzare indifferentemente uno dei punti presenti, con totale flessibilità e accessibilità. I conferimenti del secco saranno registrati e calcolati tramite l'ecotessera, scalando il budget di litri previsti dalla tariffa di ogni utenza. Ancora cronaca nera, versa in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza un 59enne travolto nel pomeriggio da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali lungo la strada provinciale 248 a Marostica. L'uomo ha riportato un serio trauma cranico. E adesso invece alcune notizie dal territorio. Principio di incendio a Nove alla casa del giovane dopo che alcuni ragazzi hanno fatto esplodere petardi nei bagni del patronato. Danni al materiale custodito nell'adiacente ripostiglio, ma per fortuna i vigili del fuoco hanno evitato il peggio. Il gruppo consiliare di maggioranza Progetto Enego ha organizzato per il prossimo 9 gennaio alle 20:30 nella sala consiliare del municipio il mensile incontro con la popolazione. Sarà un momento di confronto e condivisione. Il Comune di Breganze, assieme alle attività del centro, ha promosso l'iniziativa Acquisto Sospeso a sostegno delle famiglie fragili del paese. Si potrà lasciare una donazione anonima che sarà trasformata in buoni acquisto distribuiti dai servizi sociali. Successo a Cassola per il concerto di Capodanno promosso dalla Proloco, andato in scena all'Auditorium Vivaldi. Un viaggio musicale da Venezia all'Oriente e ritorno, giungendo fino alla lontana Cina e passando per la Vienna di Strauss.
A Riese Pio X c'è tempo sino al 16 gennaio per iscriversi al concorso di poesia Semi diversi, che avrà come tema il dono. Nominata la giuria giudicante, la premiazione si terrà il 21 marzo a Casa Riese. Informazioni sul sito del Comune. Torneo di scoponi a Fonte organizzato dai neodiciottenni, coinvolgendo anche i meno giovani del paese. Obiettivo: divertirsi insieme e fare comunità tra sorrisi e battaglie all'ultima carta. Continuano i controlli della Polizia Locale e della Federazione del Campo Sampierese. Al sistema Targa System non sono sfuggiti 2 automobilisti che guidavano, uno con la patente ritirata, l'altro con la polizza assicurativa contraffatta. Sono 2 cinquantenni gli automobilisti incappati nei controlli della Polizia Locale e della Federazione del Campo Sampierese. Il primo, un 52enne di Campo Sampiero, è stato fermato a Borgoricco. Il sistema Targa System aveva rivelato che l'auto viaggiava senza assicurazione e con revisione scaduta. Non solo, il conducente non aveva neppure la patente che gli era stata ritirata nel 2016. A Massanzago il controllo è toccato una donna di 53 anni che agli agenti ha mostrato una polizza assicurativa che si è rivelata contraffatta. La conducente aveva anche la patente scaduta. Per entrambi gli automobilisti sono scattate le sanzioni previste dal codice della strada. Finisce 4-1 il match di questo pomeriggio del Cittadella contro la Virtus Verona. Il Cittadella domina e vince senza affanni il match con la Virtus Verona. Finisce 4-1 al tombolato, con la squadra granata sempre padrona del campo. La partita si sblocca al 21esimo con Anastasia, bravo a finalizzare con un piatto di sinistro davanti a Sibi. Alla fine del primo tempo arriva il raddoppio di Rabbi, che all'inizio della ripresa concede il bis firmando il 3-0, che di fatto chiude i giochi. La Virtus Verona prova a rientrare nel match solo all'82esimo con il gol di Patanè che vale il 3-1, ma il Cittadella ristabilisce subito la distanza con Vita all'88esimo, fissando il risultato sul definitivo 4-1. Successo largo dunque degli uomini di Iori che consolidano il quarto posto a 35 punti, mostrando solidità, qualità e finalmente grande concretezza sotto porta. Adesso invece vediamo un presepe speciale a 700 metri di altitudine sul prato di Monte Castel, meglio conosciuto come Prato Schiva. Anche quest'anno è stato inaugurato il presepe all'interno e all'esterno della casera Schiva del centro Don Paolo Chiavacci a Crespano del Grappa. Realizzato dall'associazione Incontri con la Natura Don Paolo Chiavacci, sorge a 700 metri di altitudine alle pendici del Monte Grappa. La stalla rappresenta tutto il cosmo, perché la stalla rappresenta la vita umana, rappresenta la flora, la fauna, rappresenta il cosmo, le stelle, cioè tutto il cosmo è presente con la nascita del Signore. Questa stalla è poi una stalla antica, perché è dei primi del Settecento e tale e quale non è stata modificata in niente e quindi si presta molto bene per ricordare attraverso il presepe la nascita del Messia. 5 greggi e 5 pastori, una scelta dal forte valore simbolico. Gli angeli non informano la nascita del Signore ad altre persone, ma a pastori. Perché il pastore sarà poi l'esempio, il modello che userà il Cristo per parlare della sua missione. Si definirà come il buon pastore. Io sono il buon pastore. Presenti all'inaugurazione anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini, adulti e bambini riuniti dinanzi a un'opera capace di attirare lo sguardo e la curiosità di tutte le età. Tra quelle statuine si aggirava anche un giovanissimo Giorgio Lago, poi diventato uno dei giornalisti più noti del Nord-Est. E adesso i vostri presepi.
Questa sera alle 21:15 prima il film Il ritmo dell'amore e poi alle 23:10 una puntata di itinerari turistici ci porta a Roncade per le feste di Natale. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Grazie per averci seguito e buona serata.